Questo zero incominciava un cammino Dio sa intendere che incomincia dai tua vidi s'autonomia. Se su 21 di piazzo, su 26 è stato promulgato si statuto che è stato approvato su 31 del Bernardo del 1948. Un'altra generazione, un'altra esperienza, un cammino non da incominciare. Questo zero è incominciare con il tuo discorso, e che cosa di bruso di una relazione. Io penso un messaggio che su Ezio di Sardegna lancia la Sosardoso. Due agustisi io cominciai a preparare su chi deve vendere, su tempo chi deve su presentare. Ecco, chi ha bene in noi a fuedare deve dischiti che deve fuedare specialmente di una decisione delicata. Che io andare tutto si impare, tutto so sardo a un congresso? E questa è la domanda di ora. Si narà usare che a Salvini si usa proporre di chiedere collaborare a Sazzunghidi, a Soschimbante che andrà a firmare. Quindi è semplicissimo queste cose che si obbligano a fare di nuovo. Sicuramente che arrivare a tutto so sardo o è un momento importante, in modo che i sardos chi comprende, vero, si conoscono quasi tutti. Poi te vuoi dare a attiros chi magari chiede di arrivare e chi chiede di si spiegare. E quindi un'organizzazione può dare coraggio a noi, può decidere e può incominciare. Io penso che l'orgoglio nostro non deve essere tanto a che se dove, a si incominzo. L'orgoglio ad essere quando essere tutto si impare in un congresso che poi decidi di questo che deve succedere di Sardegna. Io mi primo commo e già la parola su Fueddu a su vice sindaco di Paolaro. Prego. Emozionata, che voi è la prima volta che Fueddu è davanti di tanta gente. Però su saluto del suo consiglio comunale e comunque della vita di Paolaro la devo votare. E per leggi è semplice a questionare il sadro, ma è più difficile a leggi. Quindi mi devo scusare se queste grandi cose. Esti comunque, con me, pregare in mano e onore, a già il benvenuto a vita nostra, a tanta persona sa connota, sa de vaglia, e va in onore a sa Sardegna e a suo popolo sardo, in ogni parte del suo mondo. Tanto stimata sa e apprezzata sa, con merito su conseguito in sa politica, in sa scienza, nei suoi studi su profondo, nei opere sa dessa vita. Beni benioso, e con me sa beni orrauso. L'amministrazione comunale, a nome del suo popolo di Paolaro, saluta da tutto su di loro e si considera la meta onorata della presenza dei beni stranzi su celebrisi e delle meta gente votate e valori della sardinale. I sardi e non solo, casti a noi con interessi a scusate. E che sa fare da parte di questa assemblea. Su popolo di un bello vagatempo su sagata da confundio e disorientato e noi schifuso a gai mauzizzai. Da tempo si intende di che è mancato una classe dirigenti libera da trovare a romana, capace di zai inditto su giusto su e sicuro su. De zai animo e poni veri, con un popolo che si appropria dell'anca sa sicurezza, di libertà e di progresso. L'amministrazione comunale e il popolo di Paolaro punti pronti e si vonti del bello in cammino a fare savarti in soro e si oi, comunque, me in noga, alla nascere un movimento di popolo, con l'idea cara, determinato a conseguire orizzonti non su di libertà. Dosi salute, scusai mia, ma
trabalho che depois incominciai. Questa è la curiosa mia e comunque del suo consiglio comunale. Devo partecipare a questa assemblea, saluto di Francisco Masala, che è malato, come so satiro su via Pannovinare, di Michele Columbu, di Pino Usai, che mi ha raccomandato un meta di si salutare, e di Bachisio Pandino, che mi schidesi, attento a un incidente. Di Pollezze, come da Braghere, saluto del suo presidente del suo consiglio regionale, Gianmario Selis, Cagliari, 21 febbraio 1998, ai firmatari dell'appello per il congresso dei Sardi. Cari amici, con sincero piacere desidero esprimere a tutti voi, ai firmatari dell'appello per il congresso del popolo sardo ed a tutti i presenti un cordiale augurio di buon lavoro. Guardo con interesse alla vostra iniziativa, che acquista un significato particolare in questo momento politico della nostra regione e dell'intero Paese. Con questo spirito e fuori da ogni retorica, il mio auspicio è che, davvero, il recupero della nostra cultura e della coscienza della nostra storia di popolo possa costituire la premessa per una forte azione in difesa della nostra identità. Identità che è fondamento non solamente del nostro sviluppo, ma anche il presupposto per confrontarci con pari dignità nel Paese e nel mondo. Questo è tanto più indispensabile oggi, nel momento cioè in cui è forte il rischio che la retorica del federalismo perpetui, invece di combatterla, una prassi centralistica destinata ad emarginarci e penalizzarci. Nessuno ci regalerà il nostro futuro, ma dovremo costruircelo e lo potremo fare solamente nell'unità delle coscienze e della nostra cultura. Nell'esprimere a tutti voi un sincero saluto, spero di potervi presto incontrare personalmente per un'utile riflessione comune. Gianmario Selis. Adesso un messaggio di Felicetto Contu. Sono invitato a partecipare alla prima assemblea del popolo sardo. A causa di precedenti impegni, la prego vivamente di considerarmi idealmente presente. Sono convinto che la vostra iniziativa, che si concluderà con un grande congresso del popolo sardo, senza sterili steccati ideologici o di tessera, segnerà un'importante tappa storica per la nostra isola, indicando le nuove vie della sardità, nel necessario confronto con i popoli d'Europa e del mondo intero. Al lavoro dunque, forza Varis. Felicetto Contu. Adesso do la parola al Presidente dell'Assemblea, al Professor Giovanni Lillio.